Cortocircuito partito da una stufetta provoca nella notte un incendio nel centro migranti di Bagnoli, 4 profughi feriti, sfiorata la tragedia, la rabbia del sindaco, situazione ingestibile, l'hub va chiuso. Autonomia, il governatore Zaia crea la consulta che affiancherà la delegazione dei tecnici per il negoziato, 34 nomi del mondo dell'economia, dell'amministrazione, del sindacato, dell'istruzione, insediamento il 3 novembre. I consiglieri regionali Valdegamberi e Sandonà presentano una denuncia contro il fotografo Oliviero Toscani per le sue parole sui veneti al voto del referendum rilasciate a Radio Padova. Prende un coltello e colpisce al volto alla schiena una donna che finisce all'ospedale, è accaduto a Portogruaro, l'aggressore ha meno di 14 anni, ignoti i motivi del gravissimo gesto. La procura apre un fascicolo con l'ipotesi di aiuto al suicidio contro ignoti dopo la morte di Loris Bertocco, il 59enne veneziano che aveva scelto la dolce morte in una clinica svizzera. Ennesimo incidente sul lavoro, cade da un piano all'altro in un cantiere edile di Campo San Piero, grave un operaio. Al via la mostra Le trame del Giorgione a Castelfranco, 45 capolavori del Tiziano, Bassano, Veronese e Tiepro, una mostra itinerante che vede coinvolta l'intera popolazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che inizia subito con la cronaca di una notte di paura a Bagnoli di Sopra, all'interno di uno degli hub, i centri migranti più critici del Veneto, un rogo scoppiato all'interno della struttura per cause quanto sembra accidentali, ma l'indagine è ancora in corso, una tragedia sfiorata. Sentiamo. Le fiamme in piena notte in una camerata del centro d'accoglienza di Bagnoli di Sopra. 4 migranti sono rimasti lievemente feriti nell'incendio divampato all'interno dell'ex base militare. Secondo i primi accertamenti pare che il rogo sia stato causato da un cortocircuito di una ciabatta dove erano attaccati cellulari e una stufetta. Le fiamme si sono propagate rapidamente nello stanzone, circa 40 metri dove stavano dormendo 47 richiedenti asilo. Subito si è scatenato il panico, i migranti hanno cominciato a correre verso l'uscita spintonandosi. I feriti infatti sono stati medicati per le escoriazioni riportate a seguito delle cadute a terra. Tutti fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che ha distrutto l'intera camerata e provocato danni in una stanza adiacente. Il sindaco di Bagnoli Milan ha firmato l'inagibilità della struttura. Questa mattina sopralluoga all'alba di prefetto e comandante provinciale dei carabinieri. Nel frattempo i profughi sono stati fatti evacuare e portati in un'altra camerata, anche se ora dopo l'incendio l'emergenza spazio aumenta, visto che all'interno sono ospitate attualmente 700 persone. Situazione emergenziale ovviamente come sappiamo e non da ora, e questo fatto ovviamente provoca ulteriore rabbia. Noi abbiamo raggiunto poco fa telefonicamente il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan, sentite cosa ci ha detto al telefono. Un altro episodio che testimonia la criticità di un campo di richiedenti asilo con centinaia e centinaia di persone. Questo è un altro motivo per cui chiedere urgentemente l'alleggerimento e la chiusura di questo campo. Le concentrazioni creano criticità. Anche oggi, ancora una volta, abbiamo toccato con mano queste criticità. Chiudiamo il prima possibile. Il sindaco Roberto Milan, chiudere il centro, l'ennesimo appello del primo cittadino. Noi lasciamo la questione profughi che rimane sempre aperta, apriamo invece il capitolo sulla autonomia. Come sappiamo ieri sono stati nominati 5 giuristi, il pool di giuristi per il negoziato a Roma. Stamani invece è stata creata con un decreto la consulta, cioè il gruppo di rappresentanti del mondo veneto che affiancherà proprio la delegazione di tecnici nel negoziato a Roma. Sentiamo. Ma noi siamo pronti, nel senso che il disegno di legge statale di iniziativa regionale c'è già. La macchina è in moto ufficialmente. Non solo il pool di 5 giuristi nominato ieri è chiamato a gestire tecnicamente la delegazione che tratterà con Roma. Ora è il momento anche della consulta del Veneto per l'autonomia. Stamane con decreto il governatore Luca Zaia ha costituito l'organismo formato da 34 soggetti in rappresentanza delle autonomie locali, delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali del terzo settore, del mondo dell'università e della ricerca e di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantire la più ampia rappresentatività.
Prima convocazione il 3 novembre prossimo a Venezia, mentre successivamente verranno convocati in audizione da parte delle competenti commissioni del Consiglio regionale. Tra i 34 componenti figurano il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, il presidente di Confcommercio Massimo Zanon, il numero 1 di ANCI Maria Rosa Pavanello, il presidente dell'Unione Province Achille Variati, i segretari regionali dei sindacati, i rettori di Ca' Foscari, IUAV, Padova e Verona, i rappresentanti del mondo agricolo e delle professioni. Alla Consulta, come organismo permanente rappresentativo dell'intero sistema veneto, è affidato il compito di supportare la delegazione regionale che condurrà il negoziato con lo Stato. Da ora si fa sul serio e il tempo stringe per arrivare al traguardo già con il governo Gentiloni. Intanto continua a far discutere le parole, ricorderete, il giorno dopo il voto di Oliviero Toscani a Radio Padova sui veneti al voto, tanto che da 2 consiglieri regionali è arrivata adesso una denuncia. Quindi hanno votato in mona, come si dice in Veneto. Sì, questo qua l'ha detto lei, ma è la verità. Effettivamente per tanti anni noi abbiamo sopportato, siamo stati veramente presi in giro da chi prelevava le nostre risorse al cassetto pieno e ci ha lasciato il cassetto vuoto a casa nostra e siamo sempre stati silenti, non siamo mai lamentati, quindi siamo stati veramente dei mona. Sembrava un mea culpa il discorso di accettazione dell'ennesimo insulto di Oliviero Toscani ai veneti il giorno dopo il trionfale esito delle urne autonomiste. Sembrava, perché questa volta la reazione non si è fatta attendere. Stefano Valdegamberi e Luciano Sandonà, consiglieri regionali della lista Zaia, hanno presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Verona contro il fotografo, nei confronti del quale si chiede di intervenire per il reato di discriminazione razziale. I ripetuti insulti e le offese del signor Oliviero Toscani ai veneti, ritenuti un popolo di ubriaconi per genetica ereditaria e pochi giorni fa definiti dei mona, cioè degli stupidi, dei minorati mentali e dei provinciali dediti a pratiche sessuali incestuose, affermano Valdegamberi e Sandonà, rappresentano una chiara manifestazione di discriminazione razziale nei confronti di un popolo sulla base dell'appartenenza etnica e territoriale. Il fatto è ancora più grave perché predette affermazioni sono state diffuse sui media locali e nazionali, incitando e rafforzando una errata opinione razzista e discriminatoria nei confronti del popolo veneto proprio nel momento in cui questo popolo, in modo civile e democratico, ha partecipato al referendum consultivo che ha chiesto una maggiore autonomia regionale nel rispetto dei dettami della Costituzione italiana. L'esposto alla Procura della Repubblica di Verona, steso dall'avvocato Danilo Montanari, sarà presentato domani. Siamo stanchi, chiosano Valdegamberi e Sandonà, delle sue ripetute denigrazioni discriminatorie che ci offendono profondamente e toccano la nostra dignità e onorabilità e non sono meno gravi di quelle dei razzisti da stadio contro gli ebrei. Torniamo alla cronaca adesso, un terribile fatto di sangue a Portogruaro, anche perché il protagonista di questa vicenda sarebbe un ragazzino di 13 anni. Una 33enne di Portogruaro è finita in ospedale dopo essere stata ferita al volto da un'arma da taglio brandita da un ragazzino che non ha ancora 14 anni. L'incredibile quanto gravissimo episodio è accaduto ieri pomeriggio. La donna si trovava nelle vicinanze della sua casa quando, secondo il suo racconto, sarebbe stata avvicinata dal minore che, coltello in pugno, l'ha aggredita ferendola al volto. La 33enne sotto shock è stata soccorsa dall'ambulanza e trasferita in ospedale per le cure del caso. Nel nosocomio la donna ha ricostruito la dinamica dell'accaduto ai carabinieri. Al momento si ignorano i motivi che avrebbero spinto il ragazzino ad accanirsi sulla sua vicina di casa. L'episodio ha destato profonda impressione in città, che si interroga sulle ragioni di un gesto che avrebbe potuto certamente avere conseguenze più gravi. Restiamo in provincia di Venezia per parlare dell'apertura di un fascicolo d'inchiesta da parte della Procura sulla vicenda di Loris Bertocco. Lo ricorderete, il 59enne di Fiesso d'Artico che ha scelto la dolce morte, l'eutanasia, in Svizzera. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di aiuto al suicidio contro ignoti, come atto dovuto dopo la morte di Loris Bertocco in una clinica svizzera. Il 59enne originario di Fiesso d'Artico, disabile da 40 anni, aveva infatti deciso di morire, lasciando un lungo memoriale con tutte le motivazioni. La vicenda è stata molto seguita da stampa e politica locale e nazionale, riaprendo il dibattito sulla questione del fine vita. Negli ultimi anni Bertocco aveva perso la vista, anche per questo ha iniziato a pensare alla morte assistita, parlandone apertamente con i familiari a lungo, tra cui l'ex moglie e gli amici. In Svizzera è stato accompagnato da alcuni
alcuni conoscenti stretti, tra cui una troupe televisiva nazionale che ha seguito gli ultimi momenti, mentre alcuni amici, come Gianfranco Bettin, avevano spiegato di essere stati a conoscenza solo della volontà di fare un sopralluogo nella clinica, dove invece Bertocco aveva già pianificato di morire. A Vicenza, ore di apprensione per le sorti di un giovane, un 38enne, ricoverato in gravissime condizioni per meningite. Allarme meningite. Un vicentino di 38 anni è ricoverato all'ospedale San Bortolo in condizioni gravissime. Ieri avrebbe manifestato i primi sintomi, febbre alta e strane macchie sul corpo. Sottoposto immediatamente ad analisi ed accertamenti, è emerso che è stato colpito da meningite da meningococco. Ora è in prognosi riservata. Attimi di panico questa mattina a Verona per un falso allarme bomba al tribunale. Una telefonata anonima partita da una cabina ha fatto scattare l'allerta terrorismo. È scattato dunque il protocollo previsto per queste emergenze. Il presidente del tribunale ha deciso di evacuare il palazzo di giustizia. Sono entrati in azione dunque gli artificieri della polizia che si sono di stanza all'aeroporto Catullo. Come in altri casi precedenti è stata ritrovata una borsa abbandonata nella stanza del giudice di pace che conteneva soltanto un PC e l'allarme è fortunatamente rientrato. Tutto è tornato alla normalità dopo 20 minuti, anche se ora le indagini cercheranno di identificare l'autore di questo procurato allarme. Torniamo adesso a parlare dell'inchiesta sulle ex Popolari Venete, perché prosegue il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta e ora l'attenzione degli inquirenti si sposta sui grandi debitori. Crack BPV. Come richiesto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ora l'attenzione degli inquirenti si concentra sui grandi debitori della Banca Popolare di Vicenza. L'istituto infatti negli ultimi anni avrebbe concesso importanti finanziamenti ad aziende senza un merito creditizio, in cambio, in qualche caso, dell'acquisto di azioni della banca, e gran parte di quei debiti non sarebbe mai stata onorata. Si tratta di indagini finalizzate anche all'ipotesi di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta, per far luce su centinaia di milioni di euro che alla fine sarebbero stati distratti dai conti della banca. Resta sempre aperta purtroppo la piaga degli infortuni sul lavoro in Veneto, un altro incidente a Campo San Piero, un operaio grave. Stava lavorando in un edificio in costruzione a ridosso dell'ospedale in via Europa quando è caduto da un piano all'altro. Erano passate da pochi minuti le 9 quando è scattato l'allarme a Campo San Piero. L'operaio è stato immediatamente soccorso. Sul posto i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco partiti da Padova. L'uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'infortunio. Dagli infortuni sul lavoro alla crisi del lavoro e il futuro dei lavoratori, dei punti vendita del discount TUOD al centro di un incontro con la Regione che si è fatta parte attiva col Ministero per evitare quelli che si profilano all'orizzonte, cioè 100 licenziamenti. Le immagini della protesta dell'8 luglio scorso, quando tutti i lavoratori della catena di discount TUOD decisero di incrociare le braccia per sollecitare una svolta nella crisi dell'azienda che avrebbe accumulato un debito talmente grande da impedirle di rifornire gli scaffali dei supermercati. 400 punti vendita in Italia, di cui 16 in Veneto, e un organico complessivo di 1.853 dipendenti, di cui un centinaio occupati nei punti vendita veneti. All'inizio del mese di luglio l'azienda ha presentato l'istanza di ammissione al concordato preventivo e a settembre ha avviato la richiesta di cassa integrazione a 0 ore per tutti i dipendenti dei punti vendita del Veneto. La Regione si è fatta parte attiva col Ministero dello Sviluppo Economico per evitare 100 licenziamenti e per questo le rappresentanze sindacali dei lavoratori sono state chiamate al tavolo di crisi. Intanto i negozi restano senza scorte e gli scaffali semivuoti. In Veneto la catena di discount ha punti vendita nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia per un totale di oltre un centinaio di addetti. E ora dalla Marca trevigiana, una storia che fa discutere, che fa parlare, la storia di Luisa Vellutino, 29enne, che è stata adottata appena nata e nonostante la vita felice con i suoi genitori ora vuole ritrovare la mamma biologica, anche se questa donna si rifiuta di incontrarla.
Luisa oggi ha 29 anni e della sua mamma biologica non sa nulla. È nata a Montebelluna e poco dopo essere venuta al mondo è stata adottata. Ora vive a Falcade e lavora in un salone da parrucchiera con la madre Lori, che l'ha cresciuta ed amata assieme al marito. Una vita felice, non le è mai stato fatto mancare niente, ma quando ha saputo di essere stata adottata ha sentito la necessità di voler conoscere la mamma naturale. Si è rivolta anche al Tribunale dei minori di Venezia per conoscerne il nome, ma la risposta della donna è stata chiara: non vuole incontrarla e non ha quindi revocato il diniego ad essere nominata. Un brutto colpo per Luisa, che però non ha perso la speranza e si è rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto. I suoi occhi azzurri parlano da soli, vuole sapere chi è la mamma e forse sapere perché non l'ha tenuta. Ha fatto anche delle indagini all'ospedale di Montebelluna, riuscendo a sapere che a farla nascere con un cesareo è stata un'ostetrica con il suo stesso nome, Luisa. La 29enne lancia un appello alla donna che l'ha messa al mondo: non vuole stravolgere la vita, vuole solo conoscerla. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo alla cronaca con l'incendio di una canna fumaria che crea paura in un appartamento nel Padovano. I vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di giovedì per spegnere le fiamme divampate dalla canna fumaria di una villetta di via Roma ad Urbana. L'intervento tempestivo ha limitato i danni e scongiurato il peggio. Le travature della casa infatti sono completamente in legno e le fiamme si stavano propagando con velocità. I pompieri di ES hanno raffreddato la canna fumaria ed effettuato un controllo di tutto lo scarico per escludere eventuali criticità ancora presenti. Vi ricordo, lo dico ad antenna per poterci segnalare i disservizi, i problemi del vostro comune o del vostro quartiere, anche della via dove risiedete, redazione @antena3.it per scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio alla segreteria telefonica, oppure 351 175 5340 per SMS o WhatsApp. Torniamo a Treviso con la tribuna centrale dello stadio Omobuono Tenni pulita e rinnovata, e l'opera è stata portata a termine dagli studenti di seconda e terza delle scuole edile di Treviso, un progetto appoggiato dal comune che a costo zero si è visto sistemare almeno una parte dello storico stadio. Ecco gli studenti di seconda e terza della scuola edile di Treviso, 32 ragazzi che in 6 giorni si sono alternati per sistemare e rinnovare la tribuna centrale, ed i risultati sono evidenti. Questa è la parte dove è venuto l'intervento, a pochi passi la zona non agibile. Quando siamo arrivati, ha spiegato il capocantiere, la struttura era in uno stato di semi-abbandono. I muri, questi qua, erano totalmente intaccati dall'umidità, e anche passando con il raschetto si staccavano via interi pezzi di intonaco e anche di mattone. La parete di là, la parete maggiore, invece era meno attaccata dagli agenti atmosferici, ma abbiamo lo stesso ripristinato l'intera malta. Un vero e proprio laboratorio dove gli studenti hanno imparato operando nel campo, non solo. Il valore aggiunto dal punto di vista sindacale è che questi ragazzi diventeranno i capi, se non gli imprenditori del futuro, e oltre a saper lavorare in sicurezza e in qualità, avranno la responsabilità di far lavorare sotto loro le maestranze future. Lo studio e la ricognizione sullo stato di degrado era stato compiuto dai ragazzi del Palladio, poi il progetto visionato dai tecnici comunali è stato consegnato agli studenti della scuola. Centro Edilizia Treviso, come ben sanno, è già 2 o 3 anni che cominciamo a eseguire impresa civica nelle amministrazioni comunali. Siamo stati a Silea, siamo stati a Ponzano, questa volta tocca a Treviso. Impara l'arte e mettila da parte, l'antico detto è valido più che mai oggi, ha detto il sindaco Giovanni Manildo, che ha ringraziato uno a uno gli studenti, soddisfatto anche l'assessore Michelangelo. Quando 2 anni fa sono arrivati a propormi questo intervento, di questa collaborazione, sono stato felice di portare avanti, e poi adesso vederlo realizzato è la gioia. Che effetto fa passare dai banchi al lavoro vero? È un effetto fantastico. Adesso a Castelfranco, dove ieri è stata inaugurata la mostra Le Trame del Giorgione, una mostra itinerante anche negli ambienti in cui è vissuto il maestro. Una mostra che allarga la visione anche a quelli che vogliono capire e non sono addetti ai lavori.
Nuova apertura a Castelfranco Veneto della mostra Le trame di Giorgione, 45 capolavori di Giorgione, Tiziano, Lotto, Bassano, Veronese e Tiepolo, in grado di condurre il visitatore alla riscoperta del ritratto, non solo come opera d'arte ma anche come vero e proprio documento di storia del costume. All'interno del museo Casa Giorgione tutte le opere sono affiancate da preziosi tessuti d'epoca, testimonianza diretta dello stile del tempo. Certo, è una mostra che parla di trame, quindi è una mostra che mette in primo piano accanto al ritratto la manifattura tessile veneta, quindi che parla di trame tessili, oltre che di trame da dipanare, che sono appunto quelle legate alle opere di Giorgione, molto spesso interpretate come non sono. Dalla casa museo all'attiguo Duomo che custodisce la famosa pala del Giorgione, l'esposizione si snoda nei luoghi simbolo del pittore castellano per una mostra itinerante. La torre civica, lo studiolo dove si riunivano in segreto alcune famiglie aristocratiche di Venezia, casa Costanzo, casa Barbarella e il piccolo teatro, un vero gioiello del Settecento. Il fulcro, il luogo della cultura cittadina. Questa vuole essere una mostra che valorizza tutti i luoghi culturali della città. In questi ambienti raffinate aziende tessili offrono al visitatore l'opportunità di ammirare l'eredità contemporanea della celebre tradizione tessoria del Veneto. Puntiamo a trattenere il turista per un periodo più lungo rispetto all'ora e mezza che normalmente catalizza una mostra simile e che poi questo faccia conoscere Castelfranco oltre i confini. Il tempo per la programmazione, fra poco c'è ore 13, questa sera invece 20:10, ospiti Paolino Barbiero, segretario di sindacato pensionati della CGIL di Treviso e Cristina Cavina, presidente di Rianalisi. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto diffusa parziale nuvolosità su tutta la regione, ma con tempo sempre asciutto. Da segnalare locali foschi o nebbie mattutine sulle pianure centro-orientali, in parziale sollevamento nel corso della giornata. Le temperature massime saranno attese tra i 16 e i 19 gradi, valori minimi previsti mediamente tra 7 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia e Giulia. Sarà asciutto e soleggiato su tutta la regione, da evidenziare tuttavia un po' di nubi sparse e qualche nebbia mattutina sulle pianure tra Pordenonese e Udinese. Le temperature massime sono attese tra i 17 e i 19 gradi, valori minimi tra 8 e 10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi e qualche pioggia sui settori alpini di confine, tempo sempre asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Le temperature risultano essere in leggero aumento, le massime saranno comprese tra i 23 e i 25 gradi, valori minimi sui 9 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.